Allora, domandona, io l'ho girata tante volte le associazioni di categoria ancora quando è uscito questo benedetto 110, adesso anche a lei come rappresentante invece dall'altra parte dei condomini, quindi degli amministratori di condominio. Questi bonus 110 che poi adesso è diventato 90, che poi si trasformano, queste agevolazioni, conviene oppure no? Ha avuto convenienza oppure no? Secondo lei, il suo parere ovviamente per la sua esperienza. Ovvio. Allora, quando è uscito il messaggio recepito dalla maggioranza, lo Stato mi fa la casa nuova. E mi avevo visto. Non solo gratis, ma ci guadagno pure, faccio anche l'arredo con i soldini che percepisco. E ti viene spontaneo da dire, ma come mai? Con i debiti che abbiamo nei confronti dell'Europa ci andiamo a caricare perché ho una bella faccia? Insomma, qualche domanda è lecito farsela, sì o no? Quando salta fuori che l'amministratore di condominio, il compenso dell'amministratore per seguire la pratica, non rientra dentro nel 110, cosa capita? Che se l'amministratore ha seguito quello che noi insegniamo nei corsi, è a posto, si fa pagare quello che è giusto che gli venga retribuito, il suo compenso non rientra dentro nel 110, però lui applica la sua conoscenza nel scegliere la ditta, nel verificare il capitolato, nel scegliere professionisti, sia della progettazione, direzione dei lavori, la sicurezza e quello dei materiali. Li sceglie lui. E perché hanno detto che non deve essere pagato? Certamente sarà pagato dai condomini. E questo è il primo discorso che all'amministratore, che non è vero che è gratis. C'è la parcella dell'amministratore. Secondo, ho accennato prima che nel marzo del 98 uscì che se c'era abusi edilizi non decadeva il diritto di avere il bonus fiscale. Qui cosa si sono investati? Ha cominciato l'Agenzia delle Entrate di Matera a dire che gli abusi si possono distinguere in peccati veniali e peccati mortali, per cui i peccati veniali sono quelli all'interno delle singole abitazioni dei subalterni di proprietà esclusiva. I peccati mortali sono quelli fatti sulle parti comuni. Già qua fa un po' di confusione e dopo le spieghiamo perché. Cosa succede? Che siamo arrivati al punto di dover essere certi che il fabbricato è stato realizzato in conformità al progetto licenziato, per cui sono state fatte l'accesso agli atti e a Padova ci vogliono solo 6 mesi per avere l'accesso agli atti. Ti danno i documenti originali e un tecnico va con le piantine alle mani e a verificare. I fabbricati del 1900, dall'85 al 95 grosso modo, quando sono usciti i computer che gli mettevi dentro la pianta e i fori delle finestre, delle porte e finestre, e ti faceva vedere a 360 gradi quale poteva essere la configurazione estetica del fabbricato proponendo dei moduli diversi. 99 su 100 il progetto presentato non corrisponde al progetto realizzato. Primo. Secondo, molto spesso l'altezza del fabbricato rientra dentro nella tolleranza, ma non è mai precisa come indicato nelle altezze delle sezioni del fabbricato. Sovente i vani scala sono stati girati, sono peccati veniali, però sono peccati, e siccome i signori senatori che furbi, perché per arrivare a Roma non sono soggetti stupidi, sono persone intelligenti, che poi usano la loro intelligenza in malo modo, questo è un altro discorso. Però ma non nel merito cosa è successo? Ecco, loro hanno detto che il peccato mortale inficia l'agevolazione fiscale. Hanno detto che anziché con i 2/3 con 1/3 si porta a casa, però si sono fatti male da soli, perché
tutti hanno cominciato a stare attenti che ci fossero la corrispondenza tra il progetto licenziato e quello realizzato, per cui i tecnici si sono adoperati ad andare a verificare e molto spesso i signori parlamentari hanno detto: beh, basta presentare la sanatoria, essendo però certi che è una sanatoria che può essere rilasciata pagando una penale. Quindi bisogna pagare la penale, fare la sanatoria, pagare la penale e si sana in qualche modo, esatto, questo. Si procede, sì. poi, ma poi di fatto i termini da rispettare, i lavori in corso, le spese. Lì è un bailame, perché l'amministratore, povero Cristo, si trova a dover scegliere l'impresa che fa i lavori. Che responsabilità c'è in capo all'amministratore in tutto ciò? Sono tutte sue. Come responsabilità è lui responsabile, però lui non ha conseguenze economiche. Che ce l'hanno invece i condomini. Che ce l'hanno i condomini. Quando ci sono le conseguenze economiche? Perché nel cassetto fiscale ieri l'Agenzia delle Entrate picchia subito diciamo, se non c'è corrispondenza e cade il pacchetto, a me sono concesso che sia 100.000 la quota parte del condomino in 10 anni, perché si sono spostati la verifica 8 anni dopo la fine dei lavori. Non solo sostanziale ma anche formale. Cosa vuol dire? Che se il cappotto deve essere da 14 me l'hanno messo da 12, è macroscopica la questione, è sostanziale e gli casca il palco. Cioè, perché se il palco vuol dire che devi pagarti tutto? Sì. Un attimo però, e può essere anche formale, cioè la carta invece di presentarla così, gliel'ho presentata a 90 gradi, cade il palco. Certo. Pensi che un anno fa avevano presentato un decreto e davano la verifica dell'esecutività dei lavori svolti alla cassa dei muratori, che hanno un capitolato di come devono essere eseguite le opere solo di 440 pagine, addirittura come devono essere fatti i bulloni sulle impalcature. Insomma, per fortuna alcuni dicono, io dico per disgrazia, non è stata convertita in legge. Certamente la ripresenteremo. Perché almeno sarebbero dei parametri. Ci è arrivato un altro messaggio, vediamo di leggerlo insieme. Eccolo qua. Posso portare in assemblea dei preventivi ulteriori a quelli forniti dall'amministratore? Ora con le aziende certificate non si hanno più problemi sull'attendibilità dei lavori. Grazie per l'argomento interessante sui condomini. L'ultima riga. Gianni da Padova. Non abbiamo? Non abbiamo più problemi sull'attendibilità dei lavori. Cosa vuol dire? Perché forse sono aziende certificate, quello che lei diceva, se uno mi dice che metto un cappotto di 12 anziché di 13, uno dice ma l'azienda dovrebbe essere seria e quindi la signora ha il dovere di presentare quindi si può tranquillamente. Certo, ecco, però non deve essere del macellaio che è diventato impresario che fa il preventivo, deve essere gente iscritta alla Camera di Commercio da diversi anni. Quindi accertarsi che siano aziende serie. Se no la signora fa una brutta figura. Certo, ci rimette tutto il condominio poi magari. Ma è doveroso presentare i preventivi, anzi è nel suo interesse, ma nell'interesse della comunità condominiale. Quindi l'amministratore li accoglie, deve accogliere, deve valutare. Anzi dovrebbe baciare la signora che gli agevola ad andare in cerca dei preventivi, che oggi non è facile trovare chi ti fa il preventivo, perché le ditte, diciamo, tra virgolette serie, sono tutte ormai prenotate per un paio d'anni. Chiaro. Infatti adesso chi deve intraprendere i lavori è un po' un problema, perché effettivamente tutti i materiali sono aumentati, quindi i preventivi possono crescere rispetto a quello che magari si è fatti mesi fa. Sì, facciamo un passo indietro. Gli ho detto prima che se c'è un intoppo sulla verifica, i 100.000 si raddoppiano in 10 anni per gli interessi. In più c'è una penale di 200.000, diventano 400.000 che vanno sul cassetto fiscale del condomino. L'immobile normalmente nell'immediata periferia sono 150.000.
non solo gli mangiano l'appartamento, ma gli mangiano anche la pensione. Per cui questo discorso, che è veramente triste, nessun amministratore ha il coraggio di fare ai propri condomini. State attenti che finché si è giovane si può rischiare sulla propria pelle, ma non sulla pelle degli altri. Cioè spiegare che se non passa sono veramente dispiaceri gravi per i propri figli. Chiaro, quindi bisogna stare molto attenti. Quando è uscita, noi abbiamo la pessima abitudine dagli anni 70, il primo lunedì del mese ci troviamo con tutti i colleghi e ho una media di 85% di presenza dei colleghi associati a Padova. Sfido chiunque ad avere delle percentuali così alte. Il 16 gennaio del 16 ho avuto 100%, parlavamo della cedolare secca però, in quel momento era la novità. E avevo il 100% presenti e non sono ammesse le deleghe. Quando a giugno del 20 è uscito il bonus 110, io ho spiegato subito che l'amministratore è responsabile, punto. Per cui prendete e ho fatto l'esposizione di tutti i lati negativi, per cui dissero che ero un terrorista, che facevo terrore, che era un'opportunità da non perdere perché si facevano i soldi, tutte queste belle chiacchiere qui. Però dissi anche che chi ha la casa singola è sciocco se non approfitta del 110. Una bifamiliare dove i due titolari, i due capi famiglia vanno d'accordo, sono sciocchi se non hanno già fatto il 110. Con la trifamiliare, se vanno d'accordo, sono sciocchi. Quando il 4 e il quinto comincio a dubitare, perché la percentuale che ci sia uno che rompe le scatole c'è sempre. E quindi se c'è un rompiscatole cade il palco. Pensi che la maggior parte delle ostruzioni per far decollare il 110 sono la diminuzione della superficie dei poggioli, che da 80 cm porto via i 15 centimetri, con la carrozzella non ci passo più. E tutti fanno l'opposizione. Abbiamo subito delle sentenze che dicono che il singolo che si è lamentato ha ragione, che faccia meno di fare il cappotto da 1,50 m. Cioè, tutte queste... Vabbè. Allora guardi, io la ringrazio tantissimo, sono stati argomenti molto interessanti, magari avremo modo ancora di approfondirli, vi invito naturalmente a scrivere, a chiedere informazioni. Io le auguro buon lavoro perché so che comunque è molto impegnato e quindi ne ha da fare, e speriamo di averla presto in trasmissione. A voi buon proseguimento, la puntata andrà in replica sul nostro sito internet. È stato un piacere. Grazie molte, grazie Presidente, grazie molte.